Signore e signori, buonasera. Iniziamo anche quest'anno questa bellissima rassegna, i venerdì di storia, che sono diventati ormai un appuntamento importante e che caratterizza il nostro territorio bassano, ma anche i comuni di questo territorio. Porgo i saluti del sindaco Elena Pavan. L'amministrazione investe in questa progettazione perché a 360 gradi riteniamo che la cultura comunque sia uno dei beni primari. Investire in cultura vuol dire pensare al nostro futuro. Spesso con il professor Tessarollo ci dedichiamo proprio a pensare a cosa dobbiamo trasmettere ai nostri figli. E se i nostri figli sono in grado di vedo anche dei giovani qui, di partecipare e di apprezzare quello che è un investimento che un'amministrazione comunale fa per far sì che temi importanti possano essere comunque portati anche a chi poi dovrà succederci, anche in una guida politica buona della nostra città e del nostro territorio. Per questo lavoriamo in stretta sinergia con delle associazioni, che sono le associazioni che hanno fatto la nostra storia e quindi qui mi fa piacere ricordare AVL, AMPI, 26 settembre, Istrevi, ACLI e ANA. La nostra rassegna che inizia oggi, 27 gennaio, uno specchio dell'ambiguità italiana nella seconda guerra mondiale, vede poi altri appuntamenti, 10 in tutto, fino al 31 marzo. Appuntamenti che sono stati seguiti, organizzati, con una progettazione condivisa con le associazioni, grazie anche alla, grande passione che, il settore biblioteca mette nell'assessorato alla cultura del comune di Bassano del Grappa. Ringrazio quindi il dottor Pagliantini e tutti i suoi collaboratori perché anche organizzare questi eventi fa formazione. Ehm, Voglio anche ricordarvi che a margine, il 4 di febbraio ci sarà questo importante incontro su un altro artista bassanese, Pistorello. Credo che, valga la pena di ricordarlo, non solo per la sua ricerca nello sviluppo di una lingua, con poesie, ma anche per la poliedrica, figura che era, pittore e molte altre arti che lui ha curato. Quindi, abbiamo deciso che era necessario anche ricordare in maniera ufficiale e precisa questo grande cittadino. Ringrazio il professor Brunello Mantelli per essere qui con noi stasera, i docenti che, saranno con noi sono tutti docenti di grande spessore e che danno un valore aggiunto importante, un plus importante a questa nostra attività. Vorrei anche ringraziare il dottor Gianandrea Borsato, al quale adesso lascio la parola, che rappresenta tutte le associazioni. Ecco, mi fa piacere e vi ringrazio perché comunque vedervi così numerosi, ehm, ci dà la forza di continuare ad investire in un grande settore che è la cultura. Grazie. Autorità, cittadini, un benvenuto a questa prima rassegna 2023, Venerdì Storia, incontri sul filo della memoria. E un saluto da parte delle diverse associazioni che con l'assessorato alla cultura, la biblioteca civica e gli Strevi collaborano nell'organizzazione di questa iniziativa. AMPI, sezione Martiri del Grappa, AVL Agro Bassanese, Associazione 26 Settembre, ANA sezione Montegrappa, ACLI Circolo Pietro Roversi. Il primo appuntamento cade nella ricorrenza esatta della giornata della memoria, istituita con legge 20 luglio 2000, numero 211,
il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, al fine di ricordare la Shoah, sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Un caloroso benvenuto e un sentito ringraziamento al professor Brunello Mantelli, già professore associato di storia contemporanea presso le università di Torino e della Calabria, poi professore associato di storia delle relazioni internazionali presso l'Università della Calabria, attualmente Fondazione Memoria per il Futuro Roma. Il professor Mantelli ci introdurrà stasera in un filone storiografico finora inesplorato in questa rassegna, con una conferenza dal titolo Uno specchio dell'ambiguità italiana nella Seconda Guerra Mondiale, i lavoratori italiani in Germania 1938-1945. Verranno in questa occasione riprese e portate all'attenzione del pubblico di Venerdì Storia tematiche già affrontate nel convegno Bassano del Grappa, Porta del Reich, manodopera veneta oltre il Brennero 1938-1945, tenutosi lo scorso 8 ottobre nella nostra città e promosso dalla sezione bassanese dell'ANPI e dall'ANRP, Associazione Nazionale Reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione e loro familiari, con il patrocinio della città di Bassano del Grappa, dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma e della Fondazione Memoria per il Futuro. Il convegno ha visto l'intervento di diversi relatori, tra cui in apertura proprio il professor Brunello Mantelli. Si tratta dunque di un gradito e prezioso ritorno a Bassano del Grappa per offrirci un'ulteriore opportunità di conoscenza e approfondimento. Circa il tema odierno, va segnalato il corposo lavoro di ricerca storica portato avanti negli ultimi anni proprio dall'ANRP sul tema della deportazione, dell'internamento e del lavoro coatto di civili italiani nel Terzo Reich. Il progetto Elenco dei lavoratori civili italiani nel Terzo Reich è teso a colmare un vuoto documentale e mette a disposizione degli studiosi, delle strutture di formazione, scuola e università e della più vasta opinione pubblica una solida panoramica sul prelievo in tutto il territorio dell'Italia occupata di manodopera coatta per l'economia di guerra del Terzo Reich. Sbocchi del progetto citato sono il portale www.lavorareperilreich.it, moderno strumento utile per ricostruire questa pagina di storia attraverso le microstorie di chi l'ha vissuta, e la mostra online https tantebracciaperilreich.eu. Raccomando a tutti i presenti, come opportuno corollario alla conferenza di stasera, un'approfondita visita tanto al portale quanto alla mostra online appena citati. Concedo la parola al professor Brunello Mantelli. Vediamo se riesco a accendere l'oggetto. Sì. Allora, intanto ringrazio l'assessora come simbolo delle strutture che hanno ritenuto opportuno invitarmi come suo rappresentante. Ringrazio nuovamente per l'invito. Venire a Bassano è sempre una bella cosa perché è un bel posto e quindi inizierei con questo. Allora, andando sul tema, la legge istitutiva scritta da Furio Colombo, allora deputato al Parlamento, contiene in sé già una contraddizione di cui Furio Colombo era perfettamente consapevole, me lo raccontò in una serie di incontri, no? Cioè, la legge istitutiva parla di quello che noi come popolo italiano abbiamo fatto ad altri, cioè i nostri concittadini
ebrei prima dell'8 settembre 43 e di quello che poi altri fecero a noi, cioè, aggiungendo anche il tema dell'internamento militare, no? Allora, e poi delle deportazioni ulteriori anche politiche. Allora, a prescindere dai necessari compromessi che è sempre necessario per un politico fare, perché se no la politica non la fai il profeta, è un altro mestiere, dignitoso, ma è un'altra cosa. Colombo mi disse: io volevo fare una legge che mettesse al centro ciò che noi come comunità nazionale abbiamo fatto ad altri, cioè ad alcuni di noi buttandoli fuori dalla comunità, perseguitandoli dal 38 in poi. Potremmo anche aggiungere quello che facemmo ad altri sudditi a partire dagli anni 20 in Libia e poi a partire dal 36 in Etiopia, che sono gli incunaboli delle leggi razziali. Però una norma del genere non sarebbe passata in Parlamento. E allora ecco il richiamo a quello che altri fecero a noi, in particolare all'internamento militare, che permise di però mi piace dire in questo contesto che fu forse una colpa felice, come a volte succede, per usare un termine appunto evangelico. Perché colpa felice? Perché mette in luce quello che è un'ambiguità del ruolo italiano nella seconda guerra mondiale. A noi italiani, per lungo tempo, dopo la fine della guerra, dopo il 45, ci è piaciuto molto rappresentarci come vittime di un regime dittatoriale che un grande filosofo definì una parentesi, un grande filosofo, un filosofo che quando era senatore del Regno votò la fiducia a Mussolini dopo il rapimento e l'assassinio di Matteotti, poi passò su posizioni antifasciste. Sto parlando di Benedetto Croce, ovviamente, no? Allora, il fascismo, parentesi, invasione degli Ixos, e poi il nazifascismo, e poi noi vittime della guerra dei nazisti, il bravo italiano e il cattivo tedesco. Ci piace molto come popolo sentirci vittime, sentirci bravi, il problema è che non lo siamo mica tanto. E quindi ecco che un tema come quello dell'internamento militare, come quello, scusate, del lavoro in Germania, scusate il lapsus, è molto utile per permettere proprio di vedere il circolare, come dire, il trasformarsi da esecutori a vittime. Non dimentichiamo, ancora 5 minuti di premessa, poi entro nel merito, che il modello politico fascista l'abbiamo inventato noi. Non è un'invenzione dei tedeschi, non è un'invenzione dei marziani, non è un'invenzione il fascismo nasce in questo paese tra il 19 e il 22. Il regime fascista nasce, il primo regime fascista del mondo nasce in Italia. E il fascismo produce un bagaglio di idee, immagini, simboli, denominazioni che poi circola. Non sto dicendo che tutti i regimi sono uguali, ma è ovvio. Sto dicendo che il fascismo produce un grande magazzino simbolico di idee, di simboli, di parole. E poi altri movimenti in altri paesi diversi sfruttarono, usarono, come sempre avviene con i grandi movimenti, a cui non bisogna mai cercare coerenza, ma capire l'uso. Senza la marcia su Roma, Adolf Hitler non avrebbe mai pensato di fare un anno dopo una marcia su Berlino, partendo da Monaco, con il Putsch di Monaco. Poi gli andò male, per fortuna della Germania e anche dell'Europa, in quel caso lì. Il dittatore militare rumeno
Antonescu non si sarebbe fatto chiamare conducator. Conducator vuol dire duce. Il dittatore lituano Smetona non si sarebbe fatto chiamare Vadomis. Vadomis in lituano vuol dire duce. Allora c'è questa. Il saluto usato dal movimento nazionalsocialista non si sarebbe chiamato saluto romano fino al 1934, perché imitava quello di Mussolini. Poi Hitler lo faceva in questo modo un po' ridicolo, no? Però, allora, per dire, noi abbiamo inventato il regime fascista. Noi siamo stati il principale alleato della Germania nazista, almeno dal 1936 in poi. Abbiamo firmato noi come Stato, noi. Poi c'erano tanti che erano contro, però non possiamo far finta che non ci fosse consenso, perché il consenso c'era, per motivi di opportunità, perché si tiene famiglia, per necessità familiare, PNF, no? Si traduceva così a volte, si scioglieva a volte così. La cimice all'occhiello dei pubblici funzionari, no? Quando vennero promulgate le leggi del 1938, quanti professori, quanti presidi, quanti funzionari hanno detto ma perché devo buttare fuori, licenziare il collega ebreo? Perché devo chiudere la scuola allo studente ebreo? Contiamoli. Quanti sono? Mica tanti. Allora, senza nessuno, si chiede a nessuno di essere un eroe, ma figuriamoci. Chi sono io per giudicare gli altri? Io non so cosa avrei fatto all'epoca, non c'ero. Allora non mi permetto di dire che io mi sarei opposto. Magari avrei accettato anch'io. Però non posso come storico non tener conto di questo fatto, che è la realtà. Gli esseri umani sono a volte fragili, a volte vigliacchi, a volte si piegano. Però questo non ci esime appunto dal poi ragionarci su questo, no? Io ho fatto dei corsi in università usando dei testi, uno dei testi è quello di un autore americano che studia la nazificazione di un paese, di una cittadina tedesca, come si diventa nazisti, no? E gli ho fatto così, dico, allora voi non ditemi come hanno fatto, leggete il libro, cercate di porvi il problema, voi cosa avete 20 anni, cosa avreste fatto? Avreste avuto 20 anni nel 1934 o nel 1933 o nel 1935 o in Italia nel 1925 o nel 1926. Da che parte sarete? Siete sicuri che sareste stati contro? No, non potete. Allora riflettete. Questo come premessa generale, no? Entriamo nel merito. Dicevo, l'Italia è alleata della Germania. A questo punto questa nostra storia comincia nel 1938. La storia che noi stiamo cercando di ricostruire e che ha avuto una serie di esiti che sono parziali, che sono questa mostra online, di cui adesso abbiamo fatto un'edizione anche in lingua tedesca presentata in Germania, ha avuto 1000 visitatori in 2 mesi. Abbiamo un contatore che ci fa vedere, e 7500 pagine sono state viste in 2 mesi, tenuto conto che è dicembre e neanche un mese e mezzo, l'abbiamo aperta il 1° dicembre, non siamo neanche alla fine di gennaio, in mezzo c'è anche Natale e le feste. 1000 tedeschi hanno visto la nostra esposizione, non è poco. Andiamo. E poi la produzione di testi, poi ve li illustro. Allora, tornando al tema, cosa succede? Nel 1938, anzi nel 1937, tra il 1936 e il 1939, i legami politici ma anche economici fra Italia e Germania si stringono molto. Uno dei modi di questa saldatura assiale, per usare il termine inventato da Mussolini, che era un bravo giornalista e sapeva inventare gli slogan, l'asse Roma-Berlino. In Germania si parlava di asse Berlino-Roma, con maggior rispetto e dell'ordine alfabetico e dei rapporti di forza. Però
Allora a questo punto, tra le cose era la Germania ha bisogno di manodopera, perché lo sviluppo della preparazione alla guerra pone una serie di problemi di carenza di manodopera, in un contesto che ha dei vincoli politici. Quali sono? Primo, i nazisti preferiscono non impiegare, non mandare troppe donne a lavorare, perché le donne che lavorano rischiano di diventare troppo indipendenti, di pensare alla propria testa. Meglio che le donne stiano a casa, siano madri, mogli e magari vadano nelle chiese. Ma le donne che lavorano possono autonomizzarsi troppo, quindi il meno possibile. C'è un limite. Poi bisogna evitare l'immigrazione dalle campagne, perché è bene che il mondo agricolo sia stabile, perché diventa anche lì quindi non si vuole incentivare l'immigrazione di manodopera dalle campagne, si preferisce stabilizzare il mondo agricolo perché come fonte di conservazione, il piccolo proprietario. Meglio che gente, però questo pone una serie di problemi di carenze di manodopera. A chi li chiediamo? Lavoratori. Li chiediamo, si pensa a Berlino, all'Italia, che ha un problema invece di disoccupazione mascherata. Se noi andiamo a leggere le carte dei prefetti, il Fondo sullo Spirito Pubblico, che sta a Roma in ACS, vediamo che i prefetti segnalano per i secondi anni, per tutti gli anni 30, un problema di sottoccupazione nelle campagne e nelle città, che varia da zona a zona, no? L'emigrazione è bloccata. E quindi il regime fascista fa una grossa campagna contro l'emigrazione dell'Italia giolitiana che mandava fuori. Però una soluzione appare essere a questo punto mandare gente in Germania. Chi prima nel 1938 mandiamo la richiesta di braccianti. C'è bisogno di braccianti per l'economia tedesca. E a questo punto partono le prime richieste. Io ve la faccio corta, poi ovviamente si può approfondire, no? E partono richieste di braccianti uomini e donne. Sono richieste che trovano buona accoglienza. Mussolini stesso scrive a Hitler, dice: voi potete fornirci la tecnica, noi possiamo fornirvi le braccia. Cioè, c'è un carteggio Hitler-Mussolini che non è connesso con le misure di arruolamento, ma che in qualche modo costruisce un quadro. Noi abbiamo manodopera, abbiamo braccia, voi avete tecniche e quindi possiamo incontrarci. Allora cominciamo. Prime richieste braccianti. Dal 1938, braccianti stagionali, in larga parte stagionali, c'è una piccola quota di braccianti che stanno lì tutto l'anno, no? 30, 40, 50.000. Dal 38 al 42. 42 poi una cesura, poi vi spiego perché, no? 30, 40, 50.000, uomini e donne. La cosa è accolta molto bene dai prefetti, anche i prefetti scrivono, dato che all'inizio sono alcune province, sono alcune zone, quelle della pianura padana, compresa l'area veneta, che conta molto, area veneta emiliana, la Puglia, i prefetti delle regioni che sono delle province che sono escluse scrivono: ma anch'io ho un problema, non posso averne 500, 1000. Perché? E in più anche con un buon accoglimento da parte dei possibili candidati filtrati, ci sono visite mediche, ci sono tutta una serie di cose, filtrati perché una ragazza diciottenne che faceva la bracciante poteva guadagnare in Italia 200-300 lire al mese, in Germania ne guadagnava 600. I salari erano più alti, e che comporta che c'è molta gente che dice: ma io ci vado, perché devo morire di fame a casa mia? No? Con il fatto che quasi subito scatta la possibilità per queste persone di mandare denaro a casa.
io ho ancora ricordo testimonianze negli anni 90 di persone che erano di ventenni, che loro erano settantenni, quindi di ventenni, ma io guadagnavo il doppio di quanto guadagnava mio padre a Treviso, a 2 passi di qua. Ne ho raccolto testimonianze di un gruppo di Spresiano, che sapete dov'è, appunto, qua vicino, no? Erano 5 o 6, andati a lavorare in fabbrica, poi dopo. Uno mi fa: mio padre faceva il falegname qui a Spresiano, guadagnavo 450-500 lire al mese, io ne guadagnavo 1500 in Germania, gliene mandavo giù 500 e là facevo il signore, perché avevo vitto, alloggio e stavo bene. Allora è ovvio che c'è una volontà, non senza problemi, ovviamente. Prima braccianti, molte ricevo donne, e lì scatta una dimensione interessante del regime, della propaganda e della realtà del regime. In Germania queste ragazze sono accolte molto bene dalla stampa, perché in qualche modo pubblicare foto di ragazze che sono scelgono quelle brune, peccato che molte fossero venete e non fossero affatto brune, però scelgono quelle brune perché danno l'idea della Mediterranea, no? Allora da lì in qualche modo serve a dire: ecco, l'alleanza, se propagandisticamente arrivano le braccianti dal sud, vedete come sono belle, carine, simpatiche, eccetera, eccetera. Ovviamente Italia è sempre il classico modello di diffusione di idee maschiliste, all'epoca dominanti e non solo all'epoca. Da parte italiana c'è poi il problema che, attenzione però, ste donne dobbiamo proprio mandarle da sole, hanno 18, 20 anni, 22, non sta mica bene. Anche l'ambasciatore Attolico, conservatore un po' filofascista, dice: qui nel Brandeburgo ho trovato parecchie cascine, ho visitato, dove c'erano degli italiani, ho fatto un giro nella zona di Berlino, ci sono molte ragazze da sole, ma sta bene mandarle senza maschi, che le controllino un po'. Le donne, se non sono tenute sotto controllo, si sa che possono piantare guai. Relazione d'ambasciata. Adesso le conclusioni le aggiunte io, ma allora il regime fascista dice: mandiamo ste ragazze, ma a patto che ci sia un fratello, il padre o almeno un compaesano, che non è una grande garanzia, che un compaesano proprio difenda la virtù delle signore, però appunto delle signorine, però appunto, dall'idea di cos'era quel regime, da questo punto di vista. Poi c'è questo flusso. Questo vuol dire che calcolate 30.000 persone, poi diventano 50.000, che mandano, diciamo che il 90% mandavano soldi a casa. Vuol dire che 30-40.000 famiglie in quell'epoca campavano anche grazie alle rimesse degli emigranti. Come succede oggi, che vedete tutti i negozi che dicono money transfer, perché appunto chi arriva dal Nord Africa o dall'Africa nera o dall'Ucraina può mandare soldi a casa. Quindi pensate l'impatto che ha sulla società. Passava attraverso la BNL, che era la banca del sindacato, poi andavano alla posta, ritiravano i soldi, c'erano tante famiglie che ci campavano sopra. Nessuno nella memoria ha detto nulla di questa vicenda, seppellita. Non c'è nessun diario di qualcuno che abbia detto: io avevo 15 anni e nella mia famiglia arrivavano tutti i mesi dei vaglia alla posta dalla Germania di mio fratello, mio padre, mia sorella che lavorava su. Manco morti. La memoria è arte di dimenticare quello che è scomodo molto spesso. Non troviamo nessuna traccia, peccato che i numeri ci siano. Poi vanno edili, molti anche dall'area veneta, e vanno a fare la Volkswagen, vanno a fare la città, vanno a fare la città e la fabbrica. E il primo insediamento di italiani là e un'altra acciaieria vicino. Poi vanno minatori. Perché? Perché l'Italia ha bisogno del carbone tedesco. Dal 40 in poi, da quando l'Italia entra in guerra, ma in realtà c'è un prodromo precedente, da quando l'Italia entra in guerra, per diversi motivi che non sto a spiegarvi, l'industria italiana utilizzava carbone tedesco in prevalenza, per motivi anche tecnici. Poi se volete
entriamo nei particolari, no? Il carbone serviva per le aziende, per far andare avanti le ferrovie, per far andare avanti la marina, che funzionava. Allora, il petrolio aveva un ruolo molto più ridotto rispetto al secondo dopoguerra, per produrre il gas di città, con cui tu ti cucinavi a casa tua. Chi ha la mia età si ricorda che il metano è arrivato negli anni 70, no? Prima c'era il gas di città, quello che si faceva nei gasometri, no? E si usava il carbone, il coke. Allora, l'Italia fa nel gennaio del 40, prima di entrare in guerra, un accordo con la Germania, per cui la Germania si impegna a mandare 1 milione di tonnellate al mese. Non ce la farà mai, arriverà a 900.000. Vuol dire un carro merci ogni 24 minuti dal Brennero. Pensate al flusso, ogni 24 minuti un treno merci, rifiutando la proposta britannica di fornire carbone, che ovviamente era una proposta politica. Se l'Italia accetta di sostituire il carbone tedesco, che era bloccato per via di mare dal blocco navale britannico, e prende il nostro, l'Italia rimane neutrale. È ovvio che a Londra faceva molto comodo un'opzione del genere. Il fascismo la rifiuta già nel gennaio del 40, prima della crisi francese, e firma un patto con la Germania, carbone però minatori. Carbone minatori. E allora partono dall'Italia anche minatori dal nord e dal sud. Minatori in Italia ce n'è pochi, no? Perché non ci sono miniere, tranne che c'erano un po' in Slovenia, quella che oggi è la Slovenia, nell'Istria, ci sono un po' in Sardegna, poi ci sono le cave, mandano cavatori, non senza problemi, perché un cavatore è abituato a stare a 10 metri sottoterra, nelle zolfari di 20 metri, andare a 500 metri, è abituato a lavorare di pala e picco, trovarsi a lavorare con il perforatore meccanico non sempre in grado, non mancano problemi. Ma poi c'è il grande arruolamento del 41. Perché c'è il grande arruolamento del 41? La Germania chiede all'Italia 250.000 operai industriali qualificati. Perché glieli chiede? Per 2 motivi. Uno, perché a giudizio degli esperti che la Wehrmacht ha mandato a Roma, nell'ufficio economico della Wehrmacht che sta a Roma, per coordinare lo sforzo militare tra i due alleati, questi tecnici dicono: gli italiani, il governo italiano non è in grado di fare una seria economia di guerra, non sa usare le risorse che ha. Questa cosa è paradossale, perché paradossalmente l'Italietta di Giolitti, l'Italietta liberale, era riuscita nella Grande Guerra a fare uno sforzo per far rendere al massimo la propria economia di guerra, la propria economia in funzione della guerra. Non sto dicendo che ha fatto bene, però sto descrivendo un contesto. L'Italia liberale ce l'aveva fatta. L'Italia fascista, che fa con la sua retorica, baionette, aviazione, armi, non ce la fa. E lo scrivono gli alleati, lo scrivono gli ingegneri tedeschi che sono in divisa nell'ufficio della Wehrmacht. Allora, noi dobbiamo fare in modo di... Allora, come facciamo? Gli chiediamo manodopera, perché hanno manodopera che non sanno far funzionare bene, e gli mandiamo commesse. Mandiamo commesse alle loro imprese, mandano motori all'Alfa Romeo, da fare motori tedeschi, Messerschmitt li mandano a far fare a Milano l'Alfa Romeo. E dall'altro questa motivazione contingente, che è la più grossa critica alla politica di guerra del fascismo che abbia mai sentito, perché la fanno gli alleati su motivazioni tecniche, non gli avversari. E questo colpisce. E poi c'è la motivazione rossa, che nel 40 viene preparata quella che sarà chiamata l'operazione Barbarossa, cioè l'attacco all'Unione Sovietica. L'attacco sull'Unione Sovietica apre un buco nella forza lavoro tedesca di 600.000,
mancano 600.000 operai industriali. Secondo le stime del generale Thomas, che dirigeva allora l'ufficio economico della Wehrmacht, quindi di uno dei massimi responsabili della mobilitazione economica di guerra. Mancano 600.000 persone. Come facciamo? Ne chiediamo all'Italia 250.000, tanto loro non sono in grado di usarli bene. 250.000. Che glieli chiediamo con contratti di 6 mesi. Perché contratti di 6 mesi? Perché tutti pensavano che in 6 mesi l'Unione Sovietica sarebbe crollata. Lo pensavano a Berlino, lo pensavano a Londra, lo pensavano a New York, lo pensavano dappertutto. L'Unione Sovietica però non crolla. E poi succede un'altra fase. La guerra diventa lunga. Intanto questa richiesta arriva all'Italia 250.000. Come facciamo? Si introduce un meccanismo parzialmente coattivo. Qui cominciamo già dentro l'alleanza, parzialmente coattivo. Perché parzialmente coattivo? Perché da un lato vale il meccanismo dei salari. Un operaio qualificato, un tornitore poteva guadagnare 800 lire in Italia, 2.000 lire in Germania. Molti giovani, ma perché no? Siamo alleati. In quegli anni c'erano fior di intellettuali poi diventati antifascisti che giravano in camicia nera e col fezzo in testa, compresi alcuni che sarebbero diventati dirigenti dei partiti antifascisti. Pietro Ingrao faceva editoriali per la cultura, mica devo condannarlo, non ho vissuto all'epoca, però per capire il contesto, perché un operaio metalmeccanico non dovrebbe, o chimico non dovrebbe accettare di andare a lavorare in Germania in quel contesto, quando hai tutto il paese, l'elite del paese che dice va bene così. Però non basta, allora si fa un meccanismo per cui ogni azienda è tenuta a fare un elenco di lavoratori e a mettere a disposizione un 10%, quindi sono meccanismi parzialmente coattivi, cioè l'azienda deve dire quanta gente ha e indicare delle persone, se possibile volontari, se possibile. Per cui a molte aziende cosa fanno? Si sbarazzano magari dei rompiscatole, di quelli poco produttivi e via. Quindi abbiamo questo grande arruolamento che viene introdotto con un meccanismo semicoattivo. Problema, e questa è la prima fase in cui l'Italia è alleata alla Germania e in cui i lavoratori italiani sono parificati ai lavoratori tedeschi, guadagnano lo stesso, sono liberi, nel senso che possono, finito il lavoro, sì, vivono in accampamenti di baracche, ma sono campi aziendali, finito il lavoro vanno all'osteria, vanno dove vogliono, vanno a spasso. Non mancano problemi perché ci sono appunto problemi, ci sono degli scioperi legati per esempio all'alimentazione, perché l'accordo era che loro partissero avendo garantito cibo italiano. Allora voi capite che magari per un veneto mangiare alla tedesca non è troppo distante dall'abitudine, ma per un pugliese o un napoletano è un po' dell'epoca, non di oggi, è un po' diverso. Allora ci sono una serie di conflitti alla Krupp, proprio sul cibo ci sono. Ci avete promesso che ci manderete questo, a questo punto ci mollate del cibo che era quello tedesco di allora, non quello di oggi, tra l'altro, che è già molto mutato. Però c'è una parificazione, addirittura gli italiani, in quanto alleati super, ricevono più cibo dei croati, che sono alleati ma un po' più bassi, poi sono slavi, quindi poi le razioni alimentari sono un po' minori. Però una cosa gli italiani non devono fare, corteggiare le ragazze tedesche, perché gli italiani sono razzialmente impuri e quindi allora c'è tutto un meccanismo di controllo che punisce, che guarda caso non potendo punire i maschi perché sono alleati, punisce le donne. Ci sono decine di donne tedesche prese
che subiscono sanzioni da parte della Gestapo, accusate, sei l'amante di un operaio italiano, sei andata a letto con un operaio italiano e quindi hai rovinato hai rischiato di rovinare la razza. Questa è la cosa. Allora c'è una simmetria politicamente uguali, razzialmente però disuguali. Se una ragazza tedesca aveva una relazione con un prigioniero norvegese, lui è un nemico, però è un ariano, quindi infatti pure ci pure un figlio che anzi c'è un ariano in più. C'è proprio questa simmetria che va per cogliere la fine la continuazione della guerra. Il fatto che l'Unione Sovietica non crolli dopo la battaglia di Mosca, la battaglia di Mosca è la svolta della guerra. La guerra continua. Stalingrado sarà poi il suggello, ma la battaglia di Mosca rappresenta non a caso induce poi il governo britannico a aggiungere alle dichiarazioni di solidarietà con l'Unione Sovietica anche l'invio di molti rifornimenti civili e militari. E dopo con l'entrata in guerra degli Stati Uniti anche il governo americano comincerà a mandare attraverso una serie di rotte che passano dall'Iran, che passano dall'Oriente, rifornimenti militari e civili. Si capisce che l'Unione Sovietica non colla. Allora a questo punto il problema della manodopera viene risolto in altro modo. L'Italia cessa di essere dal 42 in poi un fornitore centrale, perché si prelevano persone o dalla Francia occupata, ma in larga parte all'est delle zone occupate dell'Unione Sovietica, prima in Polonia, poi nella zona occupata dell'Unione Sovietica, in larga parte donne. Queste donne, se voi leggete la memorialistica degli internati militari, spesso compaiono, perché sono internati militari, sono tutti maschi ovviamente, essendo militari, che raccontano nei diari di aver incontrato, conosciuto, visto, avuto relazioni con ucraine o russe, che sono appunto le Ostarbeiterinnen, le lavoratrici dell'Est. Quindi se voi attraversate queste memorie trovate questi accenni. Abbiamo trovato un dato, per esempio, di due ucraine che vengono in Italia, lavoratrici. Una conosce un italiano, se lo sposa dopo la liberazione, torna, si porta l'amica dietro che poi va a lavorare alla Pirelli di Milano, e dice che nella documentazione che lei non vuole più tornare in Unione Sovietica perché teme di finire in Siberia, cosa che effettivamente poteva capitare se poi quelle tornavano, perché sebbene le avessero prese a forza, però c'era il fatto che è andato a lavorare per il nemico. Dico sì, ma forse magari sei morta di fame, che non era una grande soluzione. Quindi per 2 anni, grosso modo, il periodo, l'Italia diventa meno importante. L'Italia ritorna fondamentale in un contesto molto diverso, non più come alleato ufficialmente paritario, anche se asimmetrico come rapporti di forza, ma come alleato occupato, per usare la felice formula di Lutrinkammer, che è molto bella, dopo l'8 settembre 43. Pensate alla geografia. L'estate 44 la Francia viene liberata. Già prima la possibilità di arruolare francesi si stava riducendo, perché un conto è, mettetevi nella testa di una persona, un conto è il 41-42, l'asse ha vinto la guerra, un conto è il 44, il 43, forse l'asse la perde la guerra, e allora cambia anche la predisposizione. Questo compare anche in lettere e diari di antifascisti, che fino al 41-42 scrivono abbiamo perso. Poi no, forse perdono loro, però c'è dopo il patto Molotov-Ribbentrop c'è una disillusione nell'antifascismo terrificante, anche in quello comunista, se andiamo a trovare fonti personali, no? Cioè,
qualcuno giustifica sì però Stalin, uno dice a questo punto il fascismo comunque si è messo d'accordo, il fascismo si è messo d'accordo, e quindi questo è un dramma. Entriamo nella testa dell'epoca, che è sempre il lavoro da fare per gli storici, è difficile. Quindi l'est, l'ovest, l'est, il fronte man mano dopo Stalingrado torna indietro. Allora lì hai preso quello che c'era da prendere. Nei Balcani c'è la resistenza molto forte, in Jugoslavia. A questo punto l'Italia, pensate alla geografia, l'Italia diventa qua, insieme ai Balcani e a un pezzo di Europa centrale, l'unico posto in cui si può prendere manodopera. E quindi ecco che l'Italia dopo l'8 settembre diventa l'Italia occupata, quindi da Napoli in su, quindi non le isole, appunto non la parte di Puglia, non il Salento, ma l'Italia occupata, e le due zone d'operazione diventano le zone da cui recuperare manodopera. Il Veneto ha una funzione centrale, l'abbiamo già visto, no? Per motivi geografici, dove è messo, è la porta per andare nel territorio tedesco, passa qui sopra. A questo punto sull'Italia si abbattono tutti gli strumenti di reclutamento in precedenza affinati nell'est europeo. Quindi il reclutamento per classi di leva, alcune classi di leva vengono richiamate non per andare nell'esercito di Graziani, ma per andare a lavorare in Germania. Il reclutamento per cartolina, una serie di il reclutamento dei disoccupati. Sei disoccupato, a questo punto ti mando proattivamente. Il rastrellamento la razzia nelle città, quindi chiudiamo un quartiere e prendiamo tutti quelli che troviamo che non hanno un motivo per stare lì, che sono sfaccendati. La cosa viene fatta nei cinema, entriamo in un cinema alle 4 del pomeriggio, chi c'è dentro perché non lavora lo pigliamo, lo mandiamo su, con i questori che dicono liberate le città dai parassiti, lo dicono i questori salodiani, che chiedono toglieteceli dai piedi e mandateli a lavorare, questi hanno fastidio, i marginali, i fannulloni, il disoccupato cronico, eccetera, eccetera. Quindi, e poi anche il rastrellamento antipartigiano ha sempre un doppio dato, spesso ha un fine di controllo del territorio, un fine di distruzione di un nemico insidioso e un fine di recuperare manodopera da mandare in Germania o da mandare selettivamente nei campi di concentramento dove saranno usati, che anche loro sono usati a quel punto come manodopera, in condizioni molto diverse, oppure da mandare in Germania. Spesso noi troviamo le tracce di un doppio binario, cioè bando, manifesto affisso nei territori, non dappertutto, ma spesso presentarsi. I giovani devono presentarsi. Chi si presenta prima del rastrellamento viene mandato in Germania a lavorare. Chi non si presenta viene preso durante il rastrellamento, se non viene fucilato perché trovato con le armi in mano o comunque in una zona giudicata partigiana, viene mandato in campo di concentramento. Ci sono una serie di segni. Anche molte delle stragi su cui si è indagato meritoriamente negli anni scorsi, spesso sono accompagnate da prelievi di manodopera. C'è la strage, che talvolta è una strage generalizzata, è una strage generalizzata quando colpisce uomini, donne, bambini, vecchi. Talvolta è una strage mirata quando colpisce soltanto uomini adulti, cioè quelli che possono portare le armi. Sono due tipi di stragi, non per dire che una è meno grave, ma per capire la logica di chi le fa, no? Da questo punto di vista. Allora ecco che anche dove c'è una strage, prima o dopo, Marzabotto compresa, prima o dopo c'è la strage
va alle lucciole, e poi o prima o dopo c'è il prelievo di chi non è ucciso, mandato coattivamente in Germania. E questo è. Quanti sono complessivamente, per chiudere entro 5 minuti, per lasciare un po' di spazio a voi? Complessivamente sono in Italia dal 38 al 43, vanno in Germania 500.000. Di questi 500.000 sono in Germania ancora all'8 settembre 43 100.000. I braccianti erano stagionali, altri vengono fatti tornare perché il meccanismo di trasferimento delle rimesse crea, è tale, non entro nei particolari, è un tecnicismo, è tale da creare inflazione in Italia, da esportare inflazione in Italia. E quindi il governo italiano fine 42 blocca, chiede il rimpatrio perché non regge più a dover anticipare una massa monetaria così grande che la Germania non ripiana per meccanismi interni al meccanismo di scambi, no? Quindi 100.000, altri 100.000 vanno dopo. A questi 100.000 si aggiungono i 650.000 internati militari, di cui almeno 500.000 sono utilizzati come manodopera, i soldati subito, gli ufficiali nel corso del tempo, con un po' più di tempi lunghi, a cui si aggiungono poi i 23.000, quasi 24.000 deportati politici, in larga parte utilizzati come manodopera, a cui si aggiungono quella quota di ebrei che non sono uccisi all'arrivo a Birkenau, ma che sono selezionati per il lavoro come primo levi. Quindi abbiamo grosso modo una cifra intorno agli 800.000, meno di 1.000 ebrei, circa 15.000 deportati politici, 600.000 internati militari, 200.000 lavoratori. Sono figure diverse, ovviamente, perché dagli ebrei ne muore l'80-90%, dei politici ne muore la metà, diciamo, degli internati militari ne muore meno del 10%, che sono sempre tanti, perché erano tutti, larga parte erano da 20 a 40 anni, quindi sempre tantissimi. Dei lavoratori civili ne muore una quota minima per malattie, bombardamenti, incidenti sul lavoro, quindi sono categorie tra loro diverse. Quello è quello che stiamo cercando di ricostruire. Sottolineo appunto la produzione, oltre alla mostra che mi invito poi a vedere, che dice che è molto più ricca di quanto io ho potuto riassumere in questo tempo. Sottolineerei la produzione di questi testi, che è ancora parziale. Allora noi abbiamo un primo volume che è sulla Liguria, perché i lavori erano abbastanza avanzati. Poi abbiamo un convegno proprio sull'area veneta, appunto, che adesso dovremmo avere. Entro l'anno avremo un volume sull'area triveneta, entro l'anno. Ci si sta lavorando, appena il manoscritto, per marzo-aprile dovremmo avere il manoscritto, poi si tratterà di lavorare. Abbiamo il recentissimo volume di Andrea Ferrari, che è uscito adesso, a fine dicembre, sul recupero di manodopera dalle carceri. Qui parliamo di persone che sono state condannate da tribunali militari o civili tedeschi in Italia, oppure da tribunali in Germania, perché erano lì per altri motivi, magari per erano lavoratori, appunto, e quindi che hanno avuto storie particolari, anche loro però sempre usati come manodopera, però sono un settore particolare di cui si è poco parlato, perché purtroppo per lungo tempo l'idea che a essere vittime fossero anche dei delinquenti comuni. Qui c'è anche gente che è stata processata per aver rubato o per aver commesso reati comuni, magari anche un po' pesanti, però sono stati vittime anche loro, perché non hanno espiato in un carcere italiano, sono finiti
in un carcere straniero, spesso in condizioni terrificanti come nell'industria chimica. Però di questi qua si è parlato poco perché sembrava che sporcassero l'immagine della resistenza, invece no, la arricchiscono secondo me, perché mostrano il paese reale, che non è fatto in bianco e nero, è fatto di molte sfumature. Non ci sono solo eroi, ci sono persone normali che fanno la scelta giusta o sbagliata. Poi c'è una guida, c'è questo libro che è uscito qualche mese fa, che è molto tecnico, ma che di archivio che abbiamo scoperto. L'avevo scoperto io 30 anni fa, adesso finalmente l'abbiamo valorizzato, no? Forse anche 30 anni fa. È un fondo che sta a Roma, che nessuno ha mai usato, l'Archivio Centrale dello Stato, che contiene, l'abbiamo riprodotto in toto, contiene 200.000 schede nominative di persone che tornate dalla Germania dopo l'8 maggio 45, fine della guerra, denunciano o al passaggio del Brenner o a casa propria il possesso di marchi tedeschi per poterli cambiare in lire secondo una legge del 43. Ovviamente in quell'epoca avere un po' di soldi era utile. E loro nel denunciare questi fondi, loro devono dichiarare come li hanno questi soldi, come li hanno guadagnati. Cos'erano? 160.000 sono internati militari, e lo dicono soldato ufficiale, che poi e dicono lavoro, perché dopo l'agosto 44 gli internati militari vennero civilizzati, quindi prima erano pagati in Lagergeld, cioè in buoni da spendere dentro il campo di concentramento dove erano tenuti, poi vengono civilizzati e li pagano in marchi. Altri 40.000 sono lavoratori, e allora ci dicono, spesso ci dicono dove lavoravano, che mestiere facevano, dove abitavano, dove era l'azienda, se erano andati prima o dopo l'8 settembre, quanto hanno guadagnato, eccetera. Anche perché se prima potevano mandare soldi a casa, dopo l'8 settembre il meccanismo di trasferimento del denaro si blocca fra Italia e fra RSI e Germania, si blocca, si inceppa, viene riattivato ma funziona male, quindi c'è gente che torna in Italia avendo ancora del denaro che non ha potuto mai, e lo cambia, e questo ci dà un fondo, un quadro. In Veneto, mi pare, in Veneto sono, se non sbaglio, abbiamo circa 3.000 schede sul Veneto di veneti o IMI o civili che dichiarano. Purtroppo il documento era un formulario del Ministero, non ci dice dove erano nati, ma ci dice dove abitavano, quindi ci dice nome e cognome, dove abitavano, in grosso modo, quindi si possono trovare questi altri dati, e ci dice dove lavoravano. A volte, se è fatto bene, dipende poi dall'impiegato che prendeva i dati, che a volte era uno scappone e quindi segnava poco, altre volte invece chiedeva scrivimi bene dove sei stato, insomma. Però è una fonte enorme, mai valorizzata, che stiamo cercando di trasferire nel database di cui diceva appunto Gianandrea prima, perché è una fonte di controllo. Questo direi è quanto, perché l'idea era quella, prima di studiare il fenomeno, ma poi anche di restituire una storia a queste persone, almeno a una parte, no? Questo mi pare tanto didatticamente utile, scolasticamente, quanto secondo me umanamente degno. Cerchiamo di restituire un volto, un nome, una storia a più persone possibili. Un conto è sapere ci sono 5.000 veneti andati a lavorare in Germania, un conto è sapere ce n'erano 34 di Bassano, come si chiamavano, dove abitavano. Non è... Fa una bella differenza da questo punto di vista, perché puoi dire qua, abitava qua, poi magari uno che c'è andato prima, uno che c'è andato dopo, però è un pezzo della storia di questo luogo,
Questo è anche uno degli obiettivi, perché abbiamo affiancato a testi la mostra e il database. Io credo di potermi fermare e di non annoiarvi più. Adesso abbiamo ancora una ventina di minuti, quasi mezz'ora, e quindi qualunque domanda, problema, dubbio che vogliate, prego. Se si toglie la maschera, perché io sono un vecchio un po' sordo, quindi se parla così. Sì. Sì. Devo trovarlo adesso. È come se diventa nazisti, dovrebbe essere un Einaudi, se non sbaglio. Dovrebbe essere come se diventa nazisti, che è un Einaudi. No, dovrei vedere se riesco a acchiapparlo. Allora, vediamo un po'. Dovrebbe essere. William Sheridan Allen. Allen è un Einaudi. Lo trova ancora in giro, perché vedo che c'è su Amazon a 12 euro, quindi lo trova ancora in giro. Certo. Sì, allora voi potete vedere se va sul sito della ANRP, scorrendo c'è ci sono 2 database riferiti agli internati militari. Lei può aprire quello e può mettere il nome. C'è un'interfaccia in tedesco e in italiano, massimo in genere esce in tedesco, basta cliccare sull'italiano e poi lei vede, mette nome e cognome. Non garantisco che ci sia, però dunque il database contiene grosso modo tutti i caduti, sono 40.000, dovrebbe contenere abbastanza tutti i caduti, io non ci ho lavorato io, ci hanno lavorato altri colleghi, e circa 200.000 che sono un terzo degli internati militari. Quindi tenga conto però, non lo dovesse trovare, tenga conto che una parte dei dati non sono ancora visibili fuori, perché sono visibili soltanto quelle schede validate da almeno 2 fonti. Quindi abbiamo altrettante schede, se non sbaglio più di 100.000 schede, che non sono visibili dall'esterno perché c'è una fonte sola. Quindi se lei non lo trova, lei può scrivere alla NRP dandole i dati in più, se ha dei dati sul nonno, e magari là le possono dire: guardi, abbiamo un dato che però non è ancora visibile perché non è sicuro al 100%, una fonte ce la dà, quindi faccia un tentativo. Questo si può. C'è il signore dietro. Allora, ci sono stati appunto fenomeni di sciopero, quello sì. C'è stato uno sciopero alla Krupp nel 42, se non sbaglio, in questo caso scatenato dal cibo. Poi, come lei sa, le dinamiche conflittuali a volte si innestano su un punto, ma magari si coagula un disagio anche su altro, no? Quindi, e poi c'è stato uno sciopero alla Volkswagen, sempre sul cibo. Poi ci sono stati dei rifiuti da parte di minatori di scendere nel galleria 500 metri
perché non era il loro mestiere, cioè avevano paura, questi erano dei cavatori abituati a lavorare all'aperto quasi, mandati giù, non erano Poi ci sono state proteste di tipo sindacale sicuramente, perché alcuni partivano come operai specializzati, però il livello delle qualifiche non era paragonabile fra Italia e Germania, per cui lo specializzato italiano magari diventava il qualificato tedesco, no? Per cui gli abbassavano il salario. A questo punto ci sono state una serie di proteste individuali o collettive, no? Ci sono state poi ci sono stati in particolare negli italiani arruolati nella Francia occupata, è un altro discorso, perché era pieno, Francia, Belgio, Lussemburgo era pieno di italiani emigrati, in maggioranza antifascisti, qualcuno fascista, che vennero a questo punto vennero poi arruolati per la Germania, per la Francia, perché dopo la crisi francese il governo Pétain invitò gli imprenditori: difendete i lavoratori francesi, licenziate gli stranieri. E quindi in questo caso si sono trovati disoccupati, magari avendo delle mogli francesi, appunto, avendo già, e magari gli antifascisti dicono: se torno in Italia vado a finire al confino, allora preferirono andare a lavorare in Germania. E qualcuno ha fatto anche propaganda politica, ce n'è uno che risultava essere anarchico, che ha fatto volantini indirizzati ai lavoratori, indirizzati ai prigionieri di guerra sovietici, non so bene in che, viene poi arrestato e trasferito in Italia. Gli scioperanti tedeschi, gli scioperanti in Germania fino al 1943 non vengono puniti dalla Germania, ma vengono trasferiti in Italia con trasferimento coatto e mandati poi al confino di polizia del governo italiano, per cui che li manda a Pisticcio o Castel del Guido. Quindi in realtà c'è un meccanismo sanzionatorio che poi viene gestito fra i due paesi, per cui in Germania li arrestano, dopodiché li mandano in Italia e però ve li punite voi, perché il governo italiano non accetta che vengano puniti in Germania per motivi di dignità dentro l'alleanza. Quindi ci sono una serie di contesti di questo genere qua, no? Quello sicuramente. Prego. Non glielo so dire questo, non risulta, però appunto a meno che non fosse una distinzione tra diverse nazionalità, però questo non glielo so dire, questo è possibile sicuramente. Prego. Sono continuate? No. Sì. L'accordo era stato fatto. No, attenzione, lì c'è questa cosa, io non l'ho studiata, ma l'ha studiata colleghi, no? In realtà sono tre i fenomeni. Intanto c'è stato il tentativo da parte del governo italiano, che è molto paradossale, perché oggi il governo italiano non vuole gli immigrati, però all'inizio, nell'immediato secondo dopoguerra, si cercava di far sì che gli altri paesi europei pigliassero gli italiani, perché Alcide De Gasperi dichiara con molte buone ragioni che in Italia c'è troppa gente, che non riusciamo a dar da mangiare a tutti, quindi a favorire l'immigrazione. E quindi dice il governo
dispone che i questori diano il passaporto a tutti, anche ai pregiudicati, se vogliono andare a lavorare appunto in Francia o in Belgio. Quindi da un lato questo è paradossale, no? Come cambiano le cose. Poi effettivamente c'è un tentativo viene favorita l'emigrazione verso il Belgio, non venduti, perché quell'emigrazione è in parte è in parte legata a contesti in cui la gente andava perché qua non campava. Si cerca addirittura di fare un tentativo, un accordo con la Cecoslovacchia nel 1946, prima del colpo di Praga, per poter mandare operai italiani nelle miniere cecoslovacche a prendere in cambio di carbone. Quindi è una cosa. E poi c'è tutta una ripresa dell'emigrazione italiana verso la Germania che in qualche modo segue gli stessi canali. Se lei va nella zona della Sicilia centrale, nell'Ennese, dove c'erano le solfare, lei trova una serie di sedi di associazioni di operai solfatari che di fianco hanno la sede degli operai emigrati in Germania negli anni 50. Perché in qualche modo è paradossale, ma al di là dei contesti, in qualche caso l'emigrazione organizzata da parte del regime fascista verso la Germania ha avviato catene migratorie, per cui ci sono persone, io ne ho intervistato uno per esempio negli anni 90, uno molto anziano appunto, il quale emigrato in Germania nel 1938, è rimasto fino al 1943 in condizione di relativa, lui era diventato un capo operaio, tra l'altro addirittura, è partito come dire, diventa un capo operaio metalmeccanico. Lui torna nel 1944 per motivi familiari, gli danno il permesso. Nel 1953 lui riemigra e torna in Germania e va a lavorare per una delle aziende per cui aveva lavorato prima. Quindi questa cosa sedimenta catene migratorie. Superato il trauma della fine della guerra, a un certo punto c'è gente che dice: ma sì, in particolare chi era andato prima, no, ovviamente, no? Ma tutto sommato, da quando nel 1955 la Germania riapre l'emigrazione italiana con un accordo che sostanzialmente con l'Italia, che sostanzialmente depurato dal linguaggio fascista o nazista, è tecnicamente identico e che probabilmente viene esteso dagli stessi da funzionari, siamo nel 55, che erano già in servizio prima e che magari erano funzionari di livello medio che non sono stati epurati perché non avevano fatto particolari maialate né in Italia né in Germania. Questi poi rifanno l'accordo, quell'accordo lì è una fotocopia di quelli del 38-41, linguaggio a parte, e prevede quasi gli stessi meccanismi. Per esempio, commissioni miste italo-tedesche che vengono in Italia e selezionano le persone a salute e attitudini. Obbligo in Germania di non cambiare lavoro. Quindi di partenza con contratto già in tasca, però non puoi cambiare lavoro. È la fotocopia degli accordi del 38-41. Quindi in realtà il meccanismo però questa cosa trova ovviamente anche possibilità trova anche persone per cui l'emigrazione diventa un modo per cavarsela, perché emigrano i più svegli spesso, i più bravi, in un contesto di autonomia. Quindi in realtà può essere l'inizio di una storia lunga. Se lei fa caso alla Volkswagen, quella che si chiamava Wolfsburg, la città fatta anche dagli italiani, c'erano anche danesi, c'era di tutto, fatta anche dal 1938 in poi, città e fabbrica, non c'era niente lì. La comunità italiana rimane molto importante e se va a Wolfsburg è pieno di persone che sono o figli di italiani o figli di coppie miste o nipoti di coppie miste, perché sono appunto, e non a caso l'unico posto in cui in Germania c'è un consolato generale retto da un funzionario pagato allo Stato e non un consolato onorario è quello lì, è lì, proprio lì. Perché c'è proprio una
addirittura uno dei membri del consiglio d'amministrazione disegnato dal sindacato, che lì è l'azienda di proprietà del Land, quindi è semipubblica e c'è una rappresentanza del sindacato del consiglio d'amministrazione, era un italiano qualche anno fa, uno con un cognome italiano, è un tedesco ovviamente che sarà figlio o nipote di italiano, almeno è figlio di una coppia o nipote di una coppia mista, perché ha un nome e cognome perfettamente italiano, sindacalista del sindacato metalmeccanico, quindi è una storia che parte, che poi ha degli esiti completamente diversi, certo. Esiti diversissimi, perché le cose poi sono varie. Prego. Volevo tornare al tema della seconda guerra mondiale, in particolare all'agosto del 1944, quando nel Veneto viene decretato il lavoro coatto a favore della TOD. Come si organizzano le varie funzioni all'interno del nazismo? Perché entrano in concorrenza lì c'è una cosa. È un tema importantissimo che noi non abbiamo affrontato, perché appunto non si può affrontare tutto. Però sulla TOD, dice da dire una cosa, la TOD non nasce nel 1944, la TOD nasce il lavoro coatto è gestito dall'organizzazione Saukel, la TOD nasce nel 1938, anzi nasce nel 1936 e quindi nasce per fare le autostrade, e è una sorta di general contractors, come si dice oggi, no? Che poi appalta i lavori a aziende minori, che prende, è quella che fa le autostrade, per esempio, e poi viene utilizzata, è un percorso parallelo. La TOL però non prende operai da usare in Germania, li usa poi nelle zone occupate, per cui in particolare in Francia, e lì c'è tutto un problema di italiani che sono in Francia, che vanno a lavorare al Vallo Atlantico, oppure nell'Italia occupata sicuramente c'è un impiego nella TOD. E lì di nuovo è un bel argomento. C'è un collega tedesco, un carissimo amico, ha appena scritto un volume di appena 750 pagine sulla TOD in Francia e in Italia occupata e poi nella Francia. Speriamo di riuscire a farglielo tradurre, ma voi capite che c'è un mucchio di costi da affrontare, no? Ne ha parlato già in un paio di relazioni in Italia. Lui ha studiato a Firenze all'Università Europea, quindi parla italiano perfettamente, e quindi ci ha fatto alcune relazioni. Adesso vediamo. Allora, la TOD è un altro elemento che aumenta, ha fatto bene a parlare, aumenta l'ambiguità, perché la TOD lavora in Italia. Cosa fa? Appalta ad imprese italiane, no? Lavori di fortificazione. Allora ci sono imprese italiane che rifiutano, però rischiano. Ci sono imprese che accettano e poi, se riescono a passare indenni dal filtro epurativo, si trovano a averci guadagnato parecchio perché sono rafforzate. E poi chi va nella TOD talvolta può essere uno che dice vabbè, vado lì, lavoro, talvolta può essere uno che dice ma se vado lì ho un documento, non corro rischi, non perché non vado con i partigiani, non mi prendono per lavorare in Germania. Tutto sommato ci sono anche alcune formazioni partigiane, in Piemonte sono sicuro, non so altrove, che dicono che nell'inverno 44-45 dicono ai giovani abbiamo tot armi, allora in 100 quelli conosciuti stanno in banda, perché se andiamo giù ci ammazzano, te che non ti conoscono vai giù, arruolati, vai nella TOD. Quindi è un altro segno di ambiguità, insomma, è molto complicata la faccenda. In Francia ci furono processi contro imprese. Non dimenticatevi, tra l'altro, che un gruppo di imprese italiane va a fare la buna di Auschwitz, del 42. Io non ne ho parlato per non debordare, no? Ci sono anche imprese venete, tra l'altro, lì. Abbiamo trovato alcuni dei lavoratori, di quei lavoratori edili che hanno poi denunciato marchi, no? Quindi il famoso operaio italiano che incontra Primo Levi e che l'aiuta è uno di loro.
Sono imprese che vanno a Auschwitz 3, vanno a fare l'impianto chimico della Buna. Quindi, che è un'altra cosa di cui tappo totale. Ci sono alcune fonti, ci sono alcune fonti nell'archivio di quella che oggi è l'ANCE, cioè il Nazionale Costruttore Edili, allora Federazione Fascista Costruttore Edili Imprenditori di Grandi Opere. Nel bollettino dell'ANCE ci sono alcuni documenti di questo gruppo italiano che va in Slesia e va anche ad Auschwitz. Ci sono alcuni documenti, io li cito. Gli accordi che ho pubblicato, gli accordi non li ho pubblicati. Prego, prima che ci buttino via, perché tra un po' arrivano i mastini, che mordono i cani. Prego. Volevo chiedere una cosa in merito ai cosiddetti lavoratori liberi. Sì. Quanti furono, se c'è una cifra, una stima di questi lavoratori liberi che a un certo punto per accordi intervenuti tra Germania e Italia non riuscirono più a tornare, diventarono dopo l'8 settembre, dice? Sì. 100.000. È una stima, Diventarono di fatto lavoratori coatti. Sì, perché non potevano, erano liberi fino a un certo punto. Una parte di questi, vengono anche diventano addirittura deportati politici e vanno a finire in KL. Qualcuno sì. A questo punto sono 100.000. È una stima, non pigliatemi. Cioè, all'incirca 100.000. Si può stimare in 100.000 che rimangono in Germania dopo l'8 settembre, più altre 100.000 che arrivano freschi, appunto, dopo l'8 settembre. Di questi alcuni possono andare in KL, magari per punizione, perché il KL Dachau viene usato anche come campo di punizione per lavoratori Bummelante, termine tedesco molto bello, sono quelli che vanno a spasso. Bummel vuol dire passeggiare senza meta, no? I bummelante sono i fannulloni, cioè quelli, i fanega, come in piemontese, appunto, quelli non fa niente. Allora, i lavoratori bummelante possono essere mandati in campi di rieducazione al lavoro, sono un settore autonomo di campi, non sono i CAEL. A volte i CAEL assumono alcune sezioni la funzione di campo di addestramento, di rieducazione al lavoro, ci stai 60 giorni, dopodiché torni. Abbiamo trovato un caso proprio di una donna che è in Germania nel 1944, se non ricordo male, che finisce, non vi fidate, poteva anche essere prima, che finisce a Flossenbürg, se non sbaglio, per 2 mesi e all'uscita poi dichiara, c'è una documentazione, le avrebbero fatto firmare una carta dicendo di non dire a nessuno cos'era il campo di concentramento. Lei ci sta 2 mesi per punizione. Anche alcune tedesche accusate di avere rapporti con operai italiani vanno a finire per 60 giorni in un campo di concentramento, spesso denunciate dalle vicine di casa. Risulta proprio dalle vicine di casa, cioè, perché da me nessun italiano viene e tu ce l'hai, a questo punto ti denuncia la Gestapo. Purtroppo c'è questa situazione tremenda, sono alcuni grossi studi sulle delazioni che sono terrificanti. Un regime del genere è anche tremendo perché incentiva il male dentro i singoli. Per cui se uno ti sta antipatico, lo denuncia la polizia. Invece di maledirlo sull'ascensore, sulle scale, lo denuncia la polizia. Ci sono questi fenomeni. Vai, ci vediamo, stai bene. Hemos detto.